Dottori, scusate, posso farvi una domanda? Sono qua apposta. Ma secondo voi prima o poi mi tolgono da questo corridoio? Ma certo. Ma allora perché la signora Elvira non si dà da fare? Ma voi l'avete oliata? Che? L'avete incensiata? Non ho capito. Signor Todischi, non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma voi per andare via di qua avete due possibilità: guarire o morire. E scommettessi per la seconda. Signora Elvira, ma non vi sentite bene? Perché? Oh Gesù, in tanti anni che vi conosco non vi ho mai visto spazzare. Infatti avevo subappattato il lavoro, Antonio, ma oggi è di festa. E lo chiedevate a me! No, tu sei infermiere, Geppino. Oh, mamma mia, signora Elvira, non mi fate stare col pensiero, ma è grave! Gravissimo. Leggi. Sì. Offresi servizi max serietà. Più a destra. Più a destra. Offresi servizi max serietà. No, più a destra, a destra. A destra ancora. Offresi servizi... Ma quando mi annunciavi se No, che? ma vado 3 voti, più a destra, dove stanno i programmi TV. Ah, qua! Offro organo seminuovo per cambio identità, firmato George Michael. Ah, è uno scherzo! E voi state così perché forse non vi ha pagato l'annuncio. Non hai capito. No. Giorgio Michael vuole cambiare sesso, Geppino. Signora Elvia, a voi come non porto? Come che me ne importa? Che è tutta la vita mia. Signora Elvia, ma io non sapevo che George Michael vi piacesse così tanto. Ma poi, dico io, vi pare mai possibile? George Michael faceva un annuncio del genere, veniva fino a Napoli e metteva l'annuncio da Bagheca Nostra. Chi le faceva una conferenza esagerata, un arrevuto, un big arrevuto. Ma non faccia vedere come faceva George Michael. Permettete? Ladies and gentlemen, I'm George Michael. I'm quasi 60 anni, I'm a big gay, gayissimo, un grosso gay. E quasi 60 anni I lost my mind. Oggi perso il senso. Geppi, tu non hai capito la gravità. No. George Michael è mio figlio. Terra, inghiottimi. Ma non vanno bene manco questi. Ma di chi saranno questi occhiali? Qui. E che? Cosa o persona? Ai! Ah, persona, sei ancora vivo? Ah, ancora per poco, se continuavate così. Ma io questa voce la conosco. Sono io, dottoressa, vi sono Geppi. Geppi, lo dovevo capire dal camice fluorescente. Scusi, ma io senza lei non bevo niente. E meno male che sono psichiatra e non chirurgo, si non sa quanta sfreccia. Che umorismo macabro. Che fu da mia di stomaco. Geppi, che ci facevi là a terra? Niente, yoga. Bravo, lo sai che l'hanno consigliato anche a me? Perché da quando ho fatto il corso per il contenimento della rabbia, sono guarita dalla rabbia, ma si sono manifestati una serie di effetti collaterali. Sì, vabbè, me lo raccontate la prossima volta. No, adesso, Geppino, ti stavo dicendo che sono guarita dalla rabbia, ma adesso soffro anche di claustrofobia, paura degli spazi chiusi, agorafobia, paura degli spazi aperti, aracnofobia, paura dei ragni. Sì, ma pure a me i ragni fanno schifo. Sì, ma faccio certi zumbater così. Dunque, stavo dicendo... Ancora? E non mi interrompere, Geppino, soffro anche di acrofobia, aerofobia, brontofobia e piedi piatti. E ne era meglio la rabbia. È quello che dico anch'io. Ma lo sai che sei intelligente, eh? Sarà lo yoga. Dottoressa Vison, ero svenuto per una notizia sensazionale che avevo appreso. Ho saputo che George Michael è il figlio della signora Elvira. Davvero sta novità. Ma perché voi lo sapevate? Geppino, ma lo sa tutto l'ospedale. Ma che è sto? Scostumato, se n'è andato senza salutare. Ma chi sono questi letto? Geppino? Geppino? Arroglio. George Michael è il nome del primogenito della signora Elvira.
La signora ha due figli, uno si chiama Lady D e l'altro George Michael. Lady Di me la ricordavo, ma sto George Michael da dove è uscito? George Michael De Feo, suona così bene. Oh no? E scusi Geppino. Geppi, prego! Sì, vabbè, comunque è possibile per età che il cantante George Michael fosse il figlio della signora Elvira. Ma io che ne so, oggi il botulino fa miracoli. Cosa c'entra il botulino? Taci, strega! Ok. Cause you gotta have faith, you gotta have faith. Cause you gotta have faith, you gotta have faith. Uè! 48 morto che canta! Fetta là! Noi abbiamo questo problema e quello si mette a cantare. E poi io preferisco Last Christmas. Sì, uomo in barella, canti Last Christmas. Così io e il mio amore potremo ballare qui avviluppati in un abbraccio caldo ed eterno. La pironzola venuta male, non ti avviluppare a niente e a nessuno. E tu, Todi, parto con una sola nota e ti ritrovi nel corridoio di ortopedi con un'incessatura. Wow, che forza, si grossi, GP! Ma che c'entra? Si fa per dire. E si grossi per dire! Siamo seri. È una parola! E allora il figlio della signora Elvira che vuole cambiare sesso. Ma perché scriverlo in bacheca? Lui lo sa che è la madre a gestirla. A meno che... A meno che... A A meno che... Niente, era per creare un po' di suspense. Una cidra. Ho un'idea! No, mi è passata! Ah, eccola, è ritornata! Strappiamo il post-it dalla bacheca! È così che risolviamo. Lontano dalla bacheca, lontano dal cuore! Bravo, amo. Dio li fa e poi non li uccide. Signor Elvi, ma che è stato? Dottor Micillo, scusatemi se vi ho fatto venire durante un'operazione a cuore aperto. No, Fassario, figurate, per voi questo ed altro, solo che ho lasciato il paziente con l'anestesia a metà, non vorrei che si svegliasse in corso d'opera. Magari non vi sentite bene? Si vede dalla faccia? No, la scopa. Pure io non ci sono abituata. Dottor Micillo, si tratta di mio figlio. Ma chi? Michael Jackson? George Michael. Ah già, chi l'è nata? Vuole cambiare sesso. Oh, mamma mia. Dottor Micillo, poi mi dovete giurare che se quello cambia sesso non siete voi a fare l'anestesia. Signor Elvira, ve lo giuro. Voi non ve la meritate, ragazzi, vedi, questa è la parte mia. Pure perché i turni li fate voi. I vari turni li faccio io. Vabbè, scusatemi tanto, io devo scappare. Vabbè. No, sapete che in sala operatoria, proprio a fianco al paziente, tengono una tequila boom boom. Si scioglie il sale, mi intossica l'intervento. Andate. Io me ne vado. Non mi finiva pure a così gentile, non sono proprio abituato. Povera femmina. Signora Elvira, cosa sta facendo? Rifletto. Oh, meno male, per un attimo ho pensato al peggio. Cioè? Credevo che volesse pulire l'ospedale. Ce l'ho fatta. Signora Elvira, mi dica la verità. Hai giorni contati? No, peggio. Mio figlio George Michael vuole cambiare sesso. Cosa vuole che sia? Anche io in passato ho dovuto fronteggiare un problema simile. Ma veramente? Non si direbbe proprio Cosa? che avete dovuto tinteggiare un problema simile. Infatti. Ma pure loro. Che dici? A cosa si riferisce? Cioè, nel senso, loro hanno dovuto tinteggiare lo stesso problema simile. Allora non è un problema grave il fatto di George Michael? Ma no, signora Elvira, una volta fatto chi vuole che se ne accorga? Infatti non me ne sono proprio accorta. Signora Elvira, se qualcuno volesse chiedere di me. Sì. Dalle 10 alle 11 sono in ginecologia, dalle 11 alle 12 sono in pediatria, dalle 12 alle 13 in otorinolaringoiatria. Arrivederci. E arrivederci sì. Vero? L'hanno tinteggiata bene. Hai capito, Serena? Chi l'avrebbe detto? Scusa, ma tu non sei Caio? Ma che c'entra? E non vi riconoscete tra voi mutanti? Mutanti, ma che sono un alieno? Io so che voi mutate. A parte il fatto che mi meraviglio come che sapete il significato di mutare. Addirittura. Voi siete il verbo mutare, quando si cambia il pelo. Ah, ecco. Sto scherzando, lo so che significa. Significa cambiare. Me l'ha detto mia figlia Lady D. Ha detto dobbiamo finire con l'inglese, meglio che cominciamo a dare tu con l'italiano. Saggia decisione. Lo sai che faccio? Mi vado a fare un bel giro nella camera iperbarica. Ma che cos'è il tagatà? Quella è una terapia. Ma che c'entri? Mica l'accendo. Io mi siedo e rifletto. E se ci sono pazienti che vogliono entrare? I pazienti non ci stanno più. E chi le avvisa? Tu. Io.
Lo vuoi o non lo vuoi il bancariello? Datemi subito nome, cognome, indirizzo e gruppi sanguigni. Ma che sta succedendo qui? Signori, ma siamo impazziti! E mi meraviglio di lei, signor Tudisco. Ci scusi, direttore, non succederà più. Ma perché? Ma come perché? Le sembra naturale amoreggiare nei corridoi di un ospedale? Al nord non sarebbe mai successo. Mo basta! Ci avete scocciato voi e sto nord! Amore. Zitta tu che sei tipo Sillipo e sei nordista pure tu! Va bene, amore. Il nord, il nord, il nord! Ma perché non me ne tornate al nord? Sono 6 mesi che Elvira sta cercando di cacciarmi e niente! Allora vi piace o non vi piace sto sud? Decidetevi! Al nord ci ritorno solo dopo avervi messo in riga. E allora ci potete tornare perché in riga, come dite voi, ci siamo già! Siete in riga? Così amoreggiando nei corridoi oppure bevendo alcolici in sala operatoria o addirittura gestendo clandestinamente i distributori automatici? Ma dottor Gargiulo, lo sappiamo tutti che in fondo lei si è affezionato a noi e che ci vuole tanto, tanto bene. Ma cosa fa? Amoreggia, ma intanto voi non vi sentite meglio? Forse. Comunque vado che mi sento a disagio. È perché è la prima volta, poi passa. Sarà. Comunque adesso mi sento meglio. Amo, hai fatto il video? Vieni. Domani lo postiamo su Facebook e facciamo a botte. Sì, la signora Elvira sarà contenta di noi. Signora Elvira, lei deve capire che suo figlio ormai è grande e può fare da solo le sue scelte, buone o cattive che siano. Ho capito, dottoressa Visuno, ma questa scelta di cambiare sesso è una cosa buona o una cosa malamente? Ma una via e viezza. Sì, ho capito, ma una via di mezzo verso il buono o verso il cattivo? Una via e mezza, si dice via e mezzo perché è una via e mezza, né buona né cattiva. Guardate come parlate bene. Si vede che siete laureata. E laureata è una parola grossa. Ah già, l'ho fatto assumere io. Oh, però sembrate laureata, eh? E beh, certo, mi sono impegnata. Metodo Stanislavski. Sta ricoverato qua? Anche Stanislavski, lei è morto e morto. Ma è morto in ospedale? No, Elvira è morto nel 1938. Ah, allora io non c'ero. Non avete colpa. No, nessuna responsabilità. Qui, Giorgio Michael, la mamma, tutto a posto? Aspetta, aspetta. Sì, non vi preoccupare. Aspetta un momento. Che? Non vedo più niente. Il distacco della rete. Ma quale distacco della rete? Ne vi siete messi gli occhiali da sole. Ah sì? Eh. Sono ipocondriaca, non posso pensare alle malattie che subito mi spavento. Dimmi che sto facendo una terapia con uno che sta più un guaia di me. Giorgio Michael, la mamma, aspetta, che mo sperda la dottoressa, aspetta. Todisco, sono vostri questi? No. Ah, vabbè, io ho chiesto. Allora, dottor Gargiulo, come si sente? È pronta per un altro abbraccio? Dottoressa De Stefano, non le sembra di esagerare? No, per niente, sapesse quello che facciamo io e Jenny quando siamo in ospedale. E chi è Jenny? Il mio fidanzato, lo specializzato 2. Ah, il pancabestia. Non si dice più pancabestia, è un termine superato. Quanto è vecchio lei. Ma come si permette? Su via, si lascia abbracciare. Dottor Gargiulo, ma come? In ospedale con una specializzanda? Mi lasci spiegare. Avvertirò subito la direzione generale. No, A meno che a meno che... non troviamo un accordo, Che accordo? venga con me. Niente di meno che non me ne ero mai accorta, Artò. Uffa, con tutti questi scambi di identità sto andando tutto in confusione. George Michael che vuole diventare Madonna, voi che una volta vi chiamavate Pasquale. Ma che sta insinuando? Niente, si vocifera. Che cosa? Che siete mezzo e mezzo. Cioè? Che non siete proprio donno come volete farci credere. Geppino, io sono molto più donna di lei. Questo è da vedere. Buongiorno signore. Serena, ma mi ha fatto un occhiolino o c'aveva un moscerino nell'occhio? L'ha fatto a lei? Sì. Allora era un tic. Che gelosia. Todisco, ma come non porta a me che già si è piata ammazzata con la caposala?
tengo certi pensieri, paga. Signora Elvira, ecco i 200 euro per quel piacerino. No, Fefe, oggi non è cosa. Lo sapevo, anzi fatta tardi. Il posto in barella non è più disponibile, vi hanno offerto di più. E chi è stato? Todisco. Oh, che faccio battita a fa? Che c'entra tuo disco? Sono io che oggi sto chiuso. Voi che chiudete l'attività, la signora Elvira che mi rifiuta 200 euro. E poi a casa ne caro ospitale. Attenzione, Fefe, io non rifiuto, rimando. Venite un altro giorno. Ma io urgenza, insomma, mi devo fare quell'interventuccio delicato. Là. Lo disco, incassate voi. Per me questa zona oggi ha traffico limitato. Vado a parlare con il Gaio, solo lui mi può capire. Ma mi posso fidare? Io c'ho il problemino. Allora mi ha scopato tu che a me non mi serve più. Che peccato, pensavo di essere stato così originale a chiamare mio figlio George Michael. George Michael De Feo. Invece ce n'è almeno un altro di originale. Tra l'altro un donatore d'organo bellissimo, George Michael Scognamiglio. George Michael Scognamiglio, suona proprio male. Ah, noto che le lezioni di italiano stanno funzionando. Se, il fatto di questo. Traduzione italiana di fatte chiste. Come non detto. Comunque tu hai capito che quello ha messo il post-it in maniera abusiva? Non solo l'ha messo, non mi ha neanche pagato. E una manca buscata. La fortuna del principiante. Bravo, ma non ci interessa. No. Andiamo a festeggiare. Brava. Quell'omicidio sicuramente c'ha qualcosa di pronto nel suo frigobar. Oh. Tieni, vieni qua. Pigli questo. Andiamo a festeggiare la mascolaggine di mio figlio in obitorio. Sì, viva i maschi! Pissello, Todisco, venite con noi. Casso champagne. No, questi devono andare per forza bene. Oh, non sapevo un dengue, Giorgio.